Buongiorno, buondì, dobar dan, guten Tag. Credo che oggi sia un gran bel giorno per tutti i cittadini e le cittadine della regione Friuli Venezia Giulia e per tutte le comunità linguistiche che la costituiscono. Siamo di fronte, credo, a una grande opportunità, un'opportunità che può determinare una nuova dimensione civica, politica. Ci sono molte ragioni, io credo, che possano spingerci a votare per questa coalizione, per il Patto per l'Autonomia e i suoi candidati e Massimo Amoretuzzo. Provo a sintetizzarne un paio partendo dal senso della parola patto, un termine che credo vada oltre il concetto di rappresentanza e stringa una specie di alleanza, una comunione di intenti che ha a che fare con la comunità. E credo che comunità sia una parola di cui sentiamo in molti la necessità. Siamo una regione a statuto speciale e credo che abbiamo oggi l'opportunità di ribadirlo, chiaramente di farlo noi, con la nostra scelta all'interno di un progetto come questo che candida Massimo Amoretuzzo alla presidenza. Abbiamo, credo, davanti a noi una sintesi virtuosa, una visione che prova a mettere insieme la difesa, la valorizzazione delle lingue millenarie, delle culture di questa terra e la possibilità di mettere a dimora un'economia dolce, di prossimità, che sia anche una democrazia di prossimità. Potrei definirla con un gesto come onirico, no? Un'economia del futuro, della felicità, forse. Sono parole di cui abbiamo bisogno e credo che sono state anche un po' dimenticate nelle agende politiche, soprattutto nazionali. Ecco, credo che adesso il senso di autonomia, statuto speciale sia nelle nostre mani. Abbiamo visto tutti anche l'esito sulla regione Friuli, Venezia Giulia e anche sul territorio, come dire, che potremmo definire montano, agrario di questa regione, gli esiti di un modello di sviluppo globale, consumo di suolo, strade inutili, centri commerciali, negozi di paese che si chiudono e disperdono comodità. Ecco, io credo che questa è la prima volta che un candidato presidente, una forza politica, mette insieme l'idea che ogni lingua che si parla in questa regione, anche in qualsiasi altro luogo del mondo, è figlia del paesaggio che la determina, che le dà parole, evoluzione. E quindi credo che è anche la prima volta che una forza politica, un'alleanza rende credibile un progetto che tira fuori dalla nostra specialità un modello economico concreto. Perché credo che tutelare l'ambiente, il paesaggio, l'acqua e i fiumi di questa regione, che ancora in parte salva la devastazione di certe parti d'Italia, significa fare tesoro di qualcosa che ha rarità. E noi lo sappiamo che in economia quello che è raro vale e va conservato. Ecco quindi che prendere il territorio, metterlo al centro di una visione economica, anche credo che non è né retroguardia né difesa così strenua, cieca di qualcosa di antico, ma il contrario, perché nella rarità c'è il valore e credo che l'autonomismo contemporaneo possa partire solo da qui, dalle lingue, dal loro patrimonio e dal territorio. Ed è per questo che voterò e sosterrò Massimo Amoretuzzo, questa coalizione e il Patto per l'Autonomia.